Voleva soltanto roba buona e Vincenzo Sorace, 53 anni, originario di Taurianova, ma da anni residente a Ponzano e domiciliato a Silea, non esitò a rispedire al mittente una partita di 300 kg di hashish che aveva stoccato in un capannone della zona industriale di Padova. Questa droga fa schifo e non spenderò un solo euro per ridargliela, disse l'uomo, ritenuto un referente in Veneto dell''ndrangheta, indagato anche per piccole truffe con assegni scoperti, firmati a nome Rocco Barile. È quanto emerge dall'operazione Zafiro, condotta dai carabinieri del ROS di Padova e dai carabinieri del Comando Provinciale di Venezia, che hanno sgominato una banda dedita al traffico internazionale di stupefacenti. La consistenza dei traffici gestiti dal sodalizio indagato era sicuramente ingente. 18 le persone sottoposte a provvedimenti restrittivi, centinaia i chili di droga sequestrati. Nessun dubbio, i traffici illeciti lungo le rotte del Mediterraneo erano gestiti dall''ndrangheta, che aveva basi anche nel veneziano e rapporti con soggetti vicini alla mala della Brenta. Bisogna dare atto che questo è l'esempio di come oggi si riesce a lavorare benissimo in sinergia fra tutte le forze di polizia, anche internazionali, a tutti i livelli. 3 anni di indagini, tutt'altro che facili, condotte da una sponda all'altra del Mediterraneo, ad ogni ora del giorno e della notte, con i trafficanti pronti ad attivare anche piani di emergenza qualora fossero stati individuati.